All'Istituto Oncologico Veneto non abbiamo mai abbassato la guardia. Queste misure non sono mai venute meno neanche nel periodo estivo, proprio perché l'emergenza a nostro avviso non era finita. L'andamento in questa seconda ondata, di fronte a che situazioni vi siete trovati e appunto come sta andando? Per noi tutto continua come prima. Devo dire che i pazienti e anche gli accompagnatori, insomma i cittadini, hanno capito e sono responsabili. Questo ovviamente ci aiuta anche appunto nel mantenere la guardia molto alta. Non abbiamo pazienti positivi. Per quelli che sono i ricoveri facciamo il tampone preventivo, aspettiamo l'esito e poi lo rifacciamo anche a distanza. A dettare il percorso del paziente è la patologia di base. Chiaramente in un momento di pandemia dobbiamo verificare se ci sia positività o meno al Covid, ma questo non significa che non trattiamo il paziente. La patologia di base viene sempre garantita come gestione, trattamento e terapia. Tutti i tipi di prestazioni sono operativi? Sì, sono tutti operativi. E molti dati, indicatori anche a livello territoriale mostrano come soprattutto la parte della prevenzione, degli screening, vedono meno pazienti arrivare ai controlli, circa un 30%. Questo secondo voi è un dato preoccupante ed è motivato ed è giustificato? L'Istituto Oncologico non gestisce gli screening. Noi abbiamo un programma che stiamo seguendo che è lo screening nelle giovani donne per la patologia mammaria, e quello, a fronte di un blocco ricevuto nella prima fase, oggi è assolutamente attivo. Quindi anche sullo screening delle giovani donne noi stiamo continuando a lavorare. Perché il Covid c'è, e questo lo sappiamo, non possiamo, anzi dobbiamo tenerne conto, però ci sono anche altre patologie. Abbiamo attivato fin da subito anche la telemedicina. Telemedicina che portiamo avanti soprattutto per i follow-up. Giustamente con la telemedicina, con gli appuntamenti presi a distanza, con il fatto di poter scaricare gli esami via internet, abbiamo risolto tanti accessi non appropriati alla struttura, e il fatto di non creare assembramenti, ormai l'abbiamo imparato tutti, ci aiuta molto. Noi abbiamo due obiettivi sostanzialmente: continuità delle cure, protetti. Ecco, questo è il messaggio che noi vogliamo dare. Quindi accedere tranquillamente senza lasciar perdere un sintomo che può essere significativo. Oggi mi sento di dire: se avete necessità venite all'Istituto Oncologico.